Nona giornata del campionato Under 15 regionali, ben ritrovati amici della Wii Sport con le nostre telecamere. Siamo presenti al Garden Sport di Mili per l'attesa sfida tra Città di Messina e Ionia Calcio di Posto, prima contro seconda del girone C. Da una parte il Città di Messina a quota 22 punti in classifica dopo la vittoria per 2-1 sul campo dell'Orsa Promosport la scorsa settimana, vincente anche la formazione di mister Crisafulli. La Ionia Calcio di Posto che si è sbarazzata per 4-0 dei parità della Folgore, maglia rossa per il Città di Messina in bianco-nero risponde la Ionia Calcio di Posto. Subito i locali in avanti con Guglielmo che scarta un paio di avversari, vede il corridoio con il mancino, serve perfettamente Auliera che deve solamente in diagonale mettere il pallone in rete alla prima occasione. Dopo 5 minuti il Città di Messina è già avanti in questa delicata sfida, fino a questo momento decisa da Auliera. È bastata la prima occasione per trovare il gol del vantaggio. Ancora il Città in avanti, c'è un calcio di punizione al minuto 8, Viola mette il pallone alto sopra la traversa, difesa da Previtera, prima offensiva anche per la Ionia Calcio di Posto, calcio d'angolo, il pallone viene deviato così da Nicosia, ma la parata di Rapaglià è bellissima ed evita il gol del possibile pareggio. Si resta sull'1-0 quando il Città riversarsi in avanti con Viola che mette il pallone dentro, riesce a allontanare la difesa della Ionia. Il mancino da parte di Guglielmo di prima in tensione, finisce però sul fondo. Qua Mondello riesce a trovare nel corridoio Aloisi che lotta contro un paio di avversari, entra in area di rigore. Aloisi ci prova con l'esterno destro, in uscita Previtera, gli nega la gioia del raddoppio, calcio d'angolo per il Città di Messina. Lore svetta più in alto di tutti e riesce a trovare il gol del 2-0. Si era smarcato sul secondo palo, ha trovato il gol del doppio vantaggio quando siamo al minuto 20. Il Città di Messina prova a scappare, occhio però alle possibili reazioni da parte della Ionia Calcio di Posto che con questo cross dalla sinistra non riesce a trovare tutto solo Nicosia che per questione di centimetri non riesce a toccare il pallone. Calcio d'angolo, pallone alto sopra la traversa al minuto 30, è l'ultima occasione del primo tempo fino a questo momento. 2-0 per il Città di Messina, la rete di Auliera al quinto, la rete di Lorè al 20esimo. Nel secondo tempo è subito la Ionia però a cercare di trovare il gol che potrebbe riaprire le ostilità con il calcio di punizione affidato al numero 10 Platania, pallone di poco alto sopra la traversa, difesa da Rapaglià. Minuto 39, ancora i bianconeri a provarci, cross dalla destra da parte di Paratore, in area di rigore Leonardi riesce a stoppare il pallone, effettuare questa rovesciata che però finisce sul fondo, pericolosissimo il neo entrato, il numero 17 di mister Crisafulli, spacca praticamente la partita in due per la formazione della Ionia. Qui prova a smorzare gli animi Lorè con questo mancino dalla lunghissima distanza, pallone che si perde sul fondo al minuto 42. 60 secondi più tardi il calcio d'angolo, il pallone che viene colpito così, la traversa, tutto solo riesce a trovare il gol Leonardi, il tap-in vincente da parte del numero 17, è stato il più lesto di tutti a arrivare sul pallone deviato dal Legno dopo il colpo di testa di Tripoli e a riaprire il match. Siamo al minuto 43, mister Grio fa entrare Farina sul rettangolo verde, ma è ancora la Ionia Calcio di Posto a provarci, il pallone di Platania che prova a coordinarsi dal limite dell'area. Platania fa partire il mancino giusto e adesso è 2-2, tutto da rifare al Garden di Emilia. Al minuto 52 mette il timbro il numero 10 Platania, bellissimo gol e sembra essere scomparso il Città di Messina in questo secondo tempo. La Ionia invece è entrata in campo con tutt'altro piglio. Siamo al minuto 55, ancora un calcio di punizione, il pallone rimane lì, il tentativo ravvicinato da parte di Leonardi è spettacolare, Rapaglià ad evitare il vantaggio della Ionia Calcio di Posto. A 5 dalla fine però arriva il gol che vale il primo vantaggio della formazione di mister Crisafulli. Segna Piana con questa deviazione, mostra gli addominali alla Cristiano Ronaldo, il numero 4 dei bianconeri. Adesso è 3-2, arriva l'ennesima doccia fredda a 5 dalla fine perché Petrella tutto solo al minuto 65 colpisce di testa e alla Leonardo Bonucci festeggia sotto le nostre telecamere. 4-2 per la Ionia Calcio di Posto, una rimonta pazzesca dal 2-0 del primo tempo del Città di Messina. Adesso chi fa festa è la formazione di mister Crisafulli che vince per 4-2 e si riporta a -1 in classifica. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.